Mentre il WWF esulta per la dichiarazione dell'illegittimità del calendario venatorio regionale, i cacciatori si armano di tecnologia e usano sempre più spesso un dispositivo satellitare per il controllo dei segugi. Raccogliendo un ricorso del governo, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale sul calendario venatorio, ribadendo tra l'altro la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela delle specie cacciabili. È una sentenza fondamentale, esultano al WWF del Friuli Venezia Giulia, che va a bocciare ogni regione che intenda prevedere il calendario venatorio con una legge provvedimento, affermando invece l'obbligo di emanarlo esclusivamente con la forma dell'atto amministrativo. La sentenza della Corte Costituzionale pone fine al diffuso espediente del ricorso alla legge per emanare i calendari venatori, commentano l'associazione ambientalista, ed ha un effetto dirompente anche sul Friuli Venezia Giulia, la cui legge da questo momento dovrà considerarsi illegittima, così come illegittimi saranno tutti gli eventuali atti, anche provinciali, che ne verranno eventualmente dedotti. Ancora una volta, commenta il WWF, la Regione ha dimostrato la propria incapacità o volontà di applicare le normative nazionali e comunitarie in materia di caccia. Ancora una volta, dopo la legge Narduzzi sulle deroghe, stralciata solo dopo che la Comunità Europea aveva aperto una procedura di infrazione, questa amministrazione deve sempre arrivare al punto di essere costretta ad applicare le leggi da un pronunciamento di un organo di giustizia, addossando sulla collettività i costi di tutte queste procedure legali e costringendo le associazioni di tutela ambientale a portare avanti battaglie che sono di rispetto della legalità ancor prima che di etica ambientale.